La cosa triste è che YouTube non mi fa mai vedere quanti spettatori reali ci sono. Aspetta, devi sorridere un attimo perché la devo mettere su Instagram. Ok, già siamo in diretta, comunque ti voglio dire sta cosa. Ok. Cioè, la possiamo fare comunque. Però, tipo, aspetta che sta per cominciare, Ok. Siamo? Cioè, quindi tu, diciamo, non l'hai sponsorizzato, se me non l'hai condivisa. No, non l'ho potuta condividere. Va bene, allora intanto la condivido io su questo. È una Ah cosa no, già stronza. Sì, ma infatti ancora non sono entrati spettatori. Cioè, perché mi sa che se giustamente non lo sanno, come fanno a saperlo? Dimmi se entra poi qualcuno. Intanto metto... Facciamo una cosa. È lo stesso. Fai un video. No, ma manco quello posso pubblicare, capito? Ah, è vero, ti hanno bloccato. Ah, mamma mia. Mi hanno bloccato tutto, il mondo, mi hanno bloccato la vita. Però io adesso inculo il sistema. Il culo il sistema è bellissimo. No, faccio una diretta su Periscope e avvertiamo tutti. Ah, sì, Riccardo mi dice se siamo entrati. Sì, siamo entrati. 5 spettatori, quindi piano piano si stanno Ciao! dando. E Infatti io sto cercando invece l'inizio. qui su Periscope si stanno collegando man mano, solo che io non so dove cazzo guardare. Se tipo guardo qua da tutte le parti, solo che si vede il cellulare. Hanno visto la mitico. Allora, ragazzi, no, bella a voi già a tutti. No, vi volevo solamente avvertire, visto che non posso pubblicare il link su Facebook perché mi hanno bloccato tutto, pure le mutande. In pratica stiamo facendo la diretta su YouTube, che sarebbe questa che vedete adesso. Vale, saluta. Ciao! Siamo in diretta, quindi se volete, non so come cazzo potete fare per vedere la diretta. Andate sul micro... Cioè, ah no. Sì, andate... Entrate nel canale, vi faccio vedere come. Esatto. Allora, entrate nel mio canale YouTube, che sarebbe questo. Aspetta che se no esce qualche porno. Eccolo. Andate sul video e vi dovrebbe uscire tipo... Ma cazzo non esce? Perché? Non ci credo. Allora fate una cosa, io chiunque voglia vedere la diretta, che è in ascolto su Periscope, andate nel mio profilo, il commento che c'è sopra con là sono felicissimo, Vale, che sarebbe questa ragazza, questa rumena che sta qua, in live con... Ma che vuoi? Chi te conosce? Ha messo il link là sotto, quindi ci vediamo su YouTube. Ciao! Non riesco mai... Ah sì, sono riuscito a interrompere la trasmissione. Il programma Periscope è stato arrestato, poverino. Chissà quanto gli hanno dato. Oibaf.com, raga, entrate, vi aspettiamo. Compagnoni, c'era uno che la stava cercando ma non la trovava, infatti. vi ho mandato il link. Oibaf, vi ho mandato il link in privato per accedere alla live. A guardarvi in culo c'hai calli. Ma quanto è bella la pazzeppada, guarda, me ne sono innamorata, me la sono imparata a memoria quasi. È troppo bella. Sì. Ho fatto un ottimo lavoro. Raffaele De Masi, ciao. Come? Io non Ciao. posso entrare. Come non puoi entrare? Flavio, ho mandato... Arriviamo. Ma quante cose state dicendo? Non mi state... Allora, innanzitutto, porca troia, mi stava cadendo il sole. Ho gli occhi bellissimi così. È vero! Allora faccio così. Non fa niente che dopo dovrò mettere 6 paia di occhiali perché non vedo più un cazzo, però... Mi piace! Ho tanta luce! 82, dico 82 che ho. 82. Va bene. Intanto te Ma quante persone ci stanno? Ci sono 11-12 spettatori. Ciao! Perché la notifica è arrivata a pochissime persone, purtroppo. Non so perché. È perché YouTube sta diventando stronzo. Scusa, ce l'hai un fan club? Sì. Allora lo metto io là, scusa. Sei un genio. Lo so. No, meglio ancora. Ti mando il link di un evento in cui ci sono tanti ragazzi che mi seguono. E lo mettiamo in quello. Come si chiama il fan club? Si chiama
Aspetta, no, non lo metti lo Va mettiamo bene. nell'evento. Evento, non sento, non la voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, sono in mano soltanto evento. Ecco qua. Riccardo, eccoli! Eccoli i baffi! Ragazzi! Pronto? Pronto? Ma cosa? Ma pronto cosa? Pronto cosa? Pronto? Oh, i baffi. Sentite? Ciao raga. Ciao raga. Baffi. No, raga, ho fatto un macello. Ah, ecco, ok. Allora, Aspetta. oh, i buff, abbiamo un problema. Ok. Giusto, ne abbiamo un problema. Perché praticamente è successo che mi hanno bloccato, cioè mi hanno segnalato. Scusa. Eh? Siamo in live. E metti il link. Allora, in pratica, OIBAF mi hanno segnalato un video Sì. e Facebook stronzo mi ha tolto la possibilità di fare tutto su Facebook per 3 giorni. Cioè, io posso solamente chattare in privato, non posso mettere mi piace, non posso condividere stati, non posso fare niente. Quindi, in teoria, questa live sappiamo solo noi che la stiamo facendo. Buono. Ah, quindi io non posso condividere niente praticamente. Sì, No, sì, è lui. Anzi, cioè, condividete dovunque. Pure Ok. Ah, ok. Allora vado. Intanto Arrivo. abbiamo Raffaele Masi che dice ti seguo da Pistoia, ciao Raff, grazie. Francesco Tramontano, grazie. Eccoci raga. Allora rimetti questa. Un'altra. Ma quale video è? Era quello là, la parodia che ho fatto ieri. Quella là. Valentino. No, quella là che prende a schiaffi un ragazzo là. Ah, ok, sì, la telecronaca. Ah, ok. Esatto. Allora, Super Games Non l'ho 96, visto grandi ancora. saluti, ciao Super Games da parte di tutti. No, ma esce la notifica che sei. Vabbè, immagino tu dire che sei connesso. Comunque, ragazzi, finalmente possiamo cominciare questa live. Poi siamo piano piano. Buonasera a tutti. Ci conosciamo perché state nel mio canale, quindi sapete chi sono, a meno che non vi siete trovati a passare per caso, ma non voglio credere. E con me ci sono Vale Fretta e Ciao. Ciao ragazzi. Che siamo noi. Allora ragazzi, ovviamente io vi consiglio di andare a dare un'occhiata sia al canale di Vale sia al canale di OiBuff perché sono fantastici, motivo per cui sono qua con me, lo sapete che ho sempre piacere a pubblicizzare e aiutare le persone che mi piacciono sul web. E sei l'unico. Esatto. A quanto pare sì, però va bene così. Valeria sta diventando raccomandata, sai chi sono spero? Aurora Cartesio. Oddio, chi è? Come Aurora? Parente del filosofo. Li leggi tu i commenti? Chi è che li legge? Diego li Diego. legge. Oddio, aspetta, no, Dio, non ho capito chi è. Aurora Cartesio. Non lo so, comunque. Ciao. Figura di merda. Aspetta, Aurora. Vabbè, potevi fare finta almeno di... Sì, certo, Effettivamente. certo che mi ricordo. Aurora di La Otago. mitica. Ah, ma è Aurora aiuta a lei. E c'ha scritto Cartesio, che cazzo ne so io? Ah, ok, sì. Cioè, saranno cartesi suoi, non lo so. Comunque, allora, stasera voglio parlare un po' di cose, perché in settimana siamo stati sul canale di Vale a parlare del Web Show Award, di quanto sia stato fiacco l'evento, di quanto sia stato organizzato male, abbiamo espresso un po' i nostri pareri rispetto alla comunità italiana e alcuni youtuber che non si sa come diventano padri eterni, ma vabbè, questo l'abbiamo già detto. Gli argomenti di stasera saranno il Natale che si avvicina, i regali di un tempo e diventare youtuber oggi sì o no. Ci piacciono? Sì. Sì, assolutamente. A me sì. Allora, io sono veramente curioso di sapere se io e il Buff la pensano come me. Quindi, il Natale che si avvicina, voglio sapere un po' se voi riuscite ancora a sentire quella magia che dovrebbe avere il Natale o no. Chi inizia? Vai, compagnoni. Allora, io dico che secondo me col passare degli anni un po' si sente sempre meno, a mio avviso, cioè per come la vivo io. Però certo, quando arriva c'è sempre quella strana sensazione
cioè, inspiegabile, insomma. Però cioè, per me ogni anno che passa, diciamo che molti diciamo che aspettano per il regalo praticamente, però cioè, non, magari all'età mia o all'età di Diego, magari che ne so, si spera sempre che qualche parente sia ancora rimasto, insomma. Non so se... È rimasta qualche nonna con la pensione. No, vabbè, ci siamo capiti, nonni che comunque non ci sono più e tant'altro. Certo. E poi chi altro deve esporre? Quello. Vai. Parlo io. Mhm. Allora, io vi faccio proprio l'esempio di 2 giorni fa perché non c'avevo voglia di fare il presepe, cioè che è una cosa L'ho visto, è bruttissima. carinissimo. No, infatti alla fine Hashtag. è uscito bene, perché è una tradizione che diciamo che io e mio fratello abbiamo perseguito per 3-4 anni ultimamente, dato che l'altro fratello sta a casa da solo, e quest'anno è stato un problema. E questo secondo me è un esempio di come possa svanire, diciamo, la magia del Natale pian piano che si cresce. Che è poi un problema che deriva. Aspetta, sento un ritorno, mi sembra di stare in televisione. Regia, sento un ritorno. Ok, non lo sento più. No, lo sento ancora, ma va bene. Di qua c'è. Quindi niente, il discorso è questo, secondo me come tutte le cose sono state rovinate dalla società, e quindi come dice Riccardo il fatto di già ad esempio mettere le luci il 1° dicembre o a novembre, cioè a sto punto teniamole tutto l'anno, perché sembra quasi che le persone vogliano fomentare questa cosa del Natale in modo tale che uno già a novembre dice cavolo è Natale, devo comprare o devo... Sì, che Però in realtà... effettivamente al di là del lato, diciamo, religioso, sono tutte feste fatte per muovere marketing, quindi in teoria, cioè, se crei empatia, creando un'area natalizia, eccetera, eccetera, ti viene forse pure più voglia di spendere soldi per fare un regalo. Sì, secondo me questo è. E agisce su di noi in modo tale da farci dimenticare le cose che poi in realtà vogliamo a Natale. Cioè, perché a prescindere dal fatto che sia una festa religiosa e quindi tutto quello che ne comporta, è anche un periodo comunque di pace, di ritrovo tra familiari, che è sempre allegria, è sempre gioia, e quindi cioè, comunque... a me forse quello manca, capito? Perché ricordo che quando ero piccolo, per quanto mi riguarda, la mia famiglia a Natale si riuniva e facevamo tipo cene con tutti, invece oggi non più, cioè, resta il mio nucleo familiare di sempre e si mangia forse in più, quella è l'unica cosa, si mangia. Vabbè, quello sempre. Cioè, si mangia sempre tantissimo. Vai, sentiamo il pensiero di Vale, che è la più piccola. Allora, in realtà a Natale nel mio palazzo si sente perché quella del primo piano mette luci che si vedono fino al Vaticano praticamente, e quindi vedi la notte che si vedono queste luci che si spengono e si accendono, è una cosa veramente, mamma mia, lasciamo stare. Comunque, no, a Roma io il Natale lo sento solamente in centro, perché in centro vedi proprio tutti con i pacchetti, tutto decorato, mentre, cioè, io non sono in centro più o meno, nel senso sono un po' più fuori, diciamo, e si sente un po' meno, però diciamo nelle vie principali vedi sempre la solita famiglia, il padre, la madre, i due figli che fanno mamma vorrei questo per Natale. Quando sono venuto a Roma non volevo andare via proprio per questo, perché riuscivo a sentire un'atmosfera bellissima, è stata una cosa fantastica. So io, lo so, mo, cioè. E quindi niente, no, io anche, cioè, sempre cene, pranzi con nonni vari e niente, quindi no, a me poi il Natale piace Come particolarmente. fanno i vari? Che fai, le compri? Scegli il nonno. No, vabbè. No, perché tipo la sera del 24 sto con i nonni cioè con i nonni materni, mentre il 25 sto con quelli paterni. No, io a Natale voglio bene pure i nonni dei miei amici, cioè è una cosa incredibile. Stesso per l'atmosfera che si crea. E quest'anno che cosa avete chiesto a Babbo Natale? Allora, in realtà ho chiesto solamente di cambiarmi il telefono perché al 40% si spegne. Ok. Però no, in realtà non ho, cioè,
principalmente soldi, perché poi mi sono utili in generale, però non lo so, boh, non ho richieste particolari. Che materialismo. Chiedere la pace nel mondo. La pace nel mondo. Così sono. Anzi, ci farò pure un video al riguardo che sto preparando che mi è piaciuto un sacco come l'ho, diciamo, impostato e quindi poi vedete. Ci fa piacere che ti fai complimenti. Vediamo allora. Io invece a Babbo Natale ho chiesto i contenuti su YouTube, però non so se me li porterà. No, io ho chiesto una cosa impossibile, ma gliel'ho chiesta giusto così, ma so che non succederà mai. Gli ho chiesto di far uscire qualche youtuber intelligente, però cazzo. No, dai. Io per esempio quest'anno ho cambiato cellulare perché veramente ormai erano 2 anni, il mio non è che a 40% si spegneva, il mio si appicciava a 40 secondi pure dopo 6 ore di carica, quindi per fortuna me l'ha portato, sta qua con me, lo sto coccolando da stamattina. Però mi è capitato di vedere un link su Facebook, per questo il secondo argomento di cui voglio parlare sono i regali di un tempo e i regali di oggi, perché sta settimana mi è capitato di vedere un link su Facebook di Emilio il Meglio, lo ricordate? Oddio, mi sta cantando tutto. Aspettate un attimo. Non ho sentito di Emilio il Meglio, quel robot che aveva il vassoio. Oddio, sì! Emilio, ce l'avevo pure No, io. ragazzi, cioè, pure a me mi hanno distrutto l'infanzia, non si chiama Emilio, si chiama Emilio. Cioè, con la GL? Sì. Cioè, non la GL, la Mercedes, il robot la Mercedes. No. Si chiama Emilio il Meglio. Io ricordo quando ero piccolo, un anno me l'hanno regalato perché io lo volevo troppo, cioè per me era fissimo pensare che stava sto coso andava avanti e indietro col vassoio in mano, senza metterci un cazzo sopra, perché poi ci mettevi i pupazzi, le sedie, giusto per farlo camminare con qualcosa in mano. Però Star Wars. Io ho sempre avuto... Sedie, come ci fai a mettere le sedie? Non ti preoccupare, quello è il meglio. Comunque, qual era il problema? Il problema è che quando io ho comprato questo Emilio il Meglio, che era bellissimo, il fatto che si sentiva la voce da dentro, poteva camminare proprio a casa mia, perché io a casa mia ho tanti scalini, e praticamente appena l'ho acceso, l'ho fatto camminare un po', la prima cosa che ho fatto è che faccia dentro uno scalino. Quindi io me lo sono goduto un po' nel corridoio, come facevi annanzare, un po' in sala da pranzo, che per esempio tipo pigliavo il bicchiere d'acqua, me lo pigliavo in cucina, mi mettevo il robot vicino, lo appoggiavo sopra la e me lo facevo portare. Cioè, una cosa tristissima, no? E mi è capitato di sprofondare un po' di ricordi, perché ricordo che quando ero piccolo quello che mi faceva felice era tipo la pista delle Hot Wheels. Era... Oh, hai fatto fuori giallo, Ricco? La pista delle Hot Wheels, oppure Action Man, non hai capito perché non ha il pisello, ma c'è uno zoo dentro casa. No, è il cane che si sta ammazzando non so per cosa, perché... Ah, ok. La mia sorella. Tagli il megafono però dietro. No, io praticamente a casa non ho il campanello, quando tu suona il cane, capito? È collegato wifi, cioè una cosa, una mazzarella in culo che tramite wifi entra lui. Comunque questo mi saltava in mente, sono sprofondato in dei ricordi di semplicità di quando ero piccolo, dove bastava veramente troppo poco per essere felici, ma veramente troppo poco. E mi sono reso conto che magari oggi un ragazzino di 9, 10, 11 anni vuole essere regalato l'iPad. Cioè, che tristezza, che tristezza. Si comincia ad entrare in un mondo virtuale prima ancora di crescere. Ma guarda, io a Natale mi ricordo un Natale dei tanti, mi hanno regalato il mio primo computer delle Wings, che praticamente tu spingevi i tasti e lei ti diceva le lettere in inglese. No, ma no, io della Clementoni. Vero? Quelle. Mi sa che ce l'ho ancora. No. Ma tu lo sai che c'era tipo il gioco degli scacchi e c'era una voce che mi ha sempre inquietato. Sì, è vero. Faceva è vero. notturno. Io sono rimasto scioccato da sta cosa, non dormivo la notte perché sentivo le voci. Ma perché pure io mi ricordo che c'era la casetta. No, la casetta di quella tizia che tipo faceva
vado a dormire e saliva le scalette che poi erano tipo un display, penso, e tu ci attaccavi la macchinetta e lei andava in macchina, era troppo figo, ora non mi ricordo come si chiama, però era Che figo. cazzo hai giocato? Effettivamente questo No. non me lo ricordo manco io. Madonna, tutti ce l'avevano. Era la casetta, c'era questo display e c'era questa proiettata che ti faceva sto andando a dormire e saliva le scalette che in realtà non c'erano. Pensavo che avessi utilizzato questa troietta. Capito come si mettesse sul caso? Melania risponde, ciao Meli, è collegata. Oh, Baffui, raccontate un po' il primo regalo che vi viene in mente di quando eravate bambini. No, in realtà la prima cosa che mi viene in mente, c'è un aneddoto che è fantastico, che praticamente mi accomuna mia cognata, dove praticamente, che sarebbe la moglie di mio fratello che ha 30.000 anni, ok. 30 anni. Sì, 30 no, 30. Amore, sono a casa. 39 dovrebbe essere, 39. E quindi ero piccolino e una volta c'era sta storia della letterina, no? Scrivi la letterina, scrivi la letterina. E io riuscii a scrivere una cavolo di letterina che praticamente era una lista che iniziava io voglio, ok? E facevo una lista di 100 cose dalla cameretta nuova. Quindi c'era questa lista, io voglio la cameretta nuova, il pupazzetto, quello. E poi alla fine di questa lettera c'era scritto tipo, e se vuoi la felicità ai miei genitori. E ogni anno che praticamente incontro mia cognata mi ricorda questa letterina, dove io ero un infante e quindi non mi rendevo conto della bruttezza di questa cosa, però... E l'altra... divertente, che cosa triste ma divertente. Cioè, io immagino tua madre che ha letto io voglio questo, e tua mamma ti ha mandato una lettera a te, io voglio perché sennò... Sì, la reazione di mamma sinceramente non me la ricordo, però... E poi l'altra cosa è che odiavo i vestiti. Cioè mio fratello che è strafissato con i vestiti. Quando io aprivo tutto felice, sì, che cosa sarà? Che poi li metteva tipo in cose rigide, no? Perché tu i vestiti te li immagini morbidi. Quindi dici, cavolo, è rigido, sarà un gioco. No, non un gioco. Invece erano... La cosa più brutta erano i pigiama che ti mettevano. I pigiama! Così. Ragazzi, no, dice pigiami. Ma chi? Guagliù si dice pigiama anche. No, si dice Ma no, andiamo a cercare. Roma diciamo pigiami. Andiamo a cercare. Andiamo a controllare. Ok, vediamo. Plurale pigiama scritto. Ha due plurali, pigiami e pigiama. Ecco. No, che tristezza, cioè quando ti regalavano veramente tutti i pigiama era una cosa bruttissima, io ci restavo malissimo, perché immaginavo di scartare tipo una roba elettronica, una roba figa. Aspettate, io vi faccio dire una cosa, da prendere una cosa, Ok. Ma vi faccio una domanda, intanto la faccio a te e poi la faccio a Vale. Voi avete sempre aspettato la mattina del 25 per aprire i regali? Assolutamente no. Assolutamente no. Il 24 a sera. No, io in quelle notti, in quei pomeriggi, prima di Natale, io diventavo un agente segreto con i calzini per non far rumore con le scarpe. Andavo a scartare i regali, li guardavo, li utilizzavo, ci giocavo e poi li mettevo a posto per non far prendere la mia mano. No, non sto scherzando. Una volta mi avevano regalato una tastiera, una dei miei primi piani elettrici. Io l'avevo visto, vedeva la forma, come fai? A due erano o ero in un Word perché la forma era quella. Comunque io un pomeriggio decisi che volevo troppo suonare e vedere. La mia mamma scese con mia nonna che andò da mia zia, io scappai la tastiera, la tirai fuori, mi sa suonare e poi la misi a punto. Sono una persona sono no, questa è una cosa. In questo caso mio fratello mi ha anche rovinato questa cosa perché lui rigorosamente diceva aspettiamo tutti insieme il 25 mattina e io ovviamente il 25 mattina mi alzavo alle 6, quindi attendevo che gli altri si svegliassero tipo cercando di fare casino in giro per casa. Cioè questa sono io? No. Non so quanti Natali fa a questo punto, però ce n'è un sacco di queste foto. Il giubbetto è gigante. Cos'è?
Pensavo io rimane Infatti, tu. io penso che sua mamma ha dato più a mangiare il giubbino che lei, perché è una cosa assurda. E invece Questa tutta... Sì. Compagnoni non ci ha detto i suoi giocattoli d'infanzia quali erano. Guarda, io se vi posso raccontare che mi è successo nell'ultimo Natale, penso che è successa la cosa più brutta. C'ho il padrino mio di battesimo, Sì. spero che non sia in live a sentirmi, che, che ogni Natale mi dava 50-100 euro, ok? Ok. Questo Natale mi si presentò dicendomi: Guarda, ti ho fatto un bellissimo regalo, sicuramente ti piacerà. È un CD bomba. Ho fatto, vabbè, mi aveva regalato un CD di musica, È esploso, no? non sapendo comunque che genere di musica io ascolto. Come sono andato a scartare, penso che non ci sono mai rimasto così male in tutta la mia vita, perché il CD praticamente era di Mika. Il CD è, il CD Oh! Ci è- deve il essere, CD pure io stavo a il pensare. CD era di Mika. Vabbè, mica male. Vabbè, Mica male. No, ci sono rimasto veramente male. Veramente male. Ma guarda, Cioè, sto ancora soffrendo per questa cosa. Gli hai spezzato davanti. E il bello è che ce l'ho ancora in macchina, ma cioè, ma mia madre si è messa a piangere, da ridere, si è messa a piangere, ha detto, Ma poverino, che cazzo ti ho regalato? vi prego. Ma invece io mi ricordo Eh? quando mio cugino grande mi disse: Guarda, Babbo Natale non esiste. E mi portò il 23 sotto l'albero dei nonni a vedere i regali. E tipo c'era mia nonna che stava tipo così: Oh mio Dio, ha visto i regali! Tipo. Bruttissimo. Lo sai che io non lo so come l'ho scoperto la cosa di Babbo Natale? Vabbè, dopo un po' te ne accorgi pure da solo, insomma. Dipende. Ah, perché non esiste Babbo Natale? Sì, esiste Babbo Natale. Mi ha aperto pure un canale. Salve. Vale non ci ha risposto. Tu aspettavi la mattina del 25 oppure li aprivi la sera del 24? Oddio, in realtà no, li aprivo la sera del 24 perché Ma che eravamo dai palle, ma nonni. solo io aspettavo sì. la mattina. Ah, ma se a mezzanotte, cioè c'eravamo noi come si chiama, sul tavolo a mangiare, facciamo, possiamo andare a scattare i regali? Da ogni 5 secondi possiamo andare a scattare i regali? Alla fine uno diceva, vabbè, va a scattare No, i però a regali. me capitava, io pure io, quando diciamo ufficialmente li potevo aprire senza che mia mamma sapesse che già li avevo pure utilizzati. Il 24 mi ricordo che dopo il secondo, quando si cominciavano a mangiare le noccioline, era il momento in cui potevo aprire i regali. Raffaele De Masi ha detto anche io aspettavo la mattina, però non sei l'unico, vedi? Oh, allora vedi, E cavolo. invece Daniek S scrive salve, grande compagnoni. No, Daniek! No, Ricca, veramente, guarda che tu ci hai rovinato una serata dicendoci questa cosa, perché si vede ancora la sofferenza sulla tua faccia. Mica, guarda, ragazzi, mica veramente, cioè, Ormai ti sta sul cazzo, lui non c'entra niente, però ormai ti sta sul cazzo. no, ci sono rimasto scottato perché io ascolto tutt'altro genere di Ma musica, tu gli hai poi- chiesto il perché? Cioè, perché ma se uno... almeno chiedimi che musica ascolti, cioè per lui era un big, per il mio compare che ha 60 anni. C'hai la Poi- faccia da mica, Cioè, evidentemente, ragazzi, cioè, mica, C'ha la faccia d'amica. minchia. No, invece io mi ricordo che alla Befana mia madre mi nascondeva i regali e io dovevo andarli a trovare e tipo mi nascondeva i regali tipo sotto al letto, ma io lo sapevo che erano sotto il letto, però facevo il giro della casa per immaginare chissà dove me l'avesse nascosti, invece era sotto al letto appunto. Però era carino fare come si chiama? La caccia al tesoro. La caccia a Però, sorpresa. Quella pure mi è capitata a me di farla. mm. Che cos'è questa sorpresa, ragazzi? La caccia a sorpresa. Alla Befana mia mamma la calza me la veniva a mettere sempre a fianco al letto, quindi io praticamente mi svegliavo sempre con la calza abbracciata, però io non volevo rovinare la sorpresa a mia mamma, visto che mia mamma è molto golosa, ricordo che almeno 2 o 3 volte alla Befana, mentre mia mamma mi poggiava la roba, poi metteva la mano dentro per prendersi il pezzo di cioccolata per mangiarselo, non vuole che faceva per prendere la roba, mi faceva sempre svegliare, quindi praticamente mi svegliavo, mi guardavo la calza e continuavo a farci tipo l'amore, mi svegliavo direttamente il giorno dopo per cominciare poi a mangiarla.
quindi veramente l'infanzia brutta proprio. Che poi una volta Brutta. mia cugina si vestì da Befana e venne a casa di mia zia, perché noi ci riunivamo da mia zia. È successo che mia cugina si vestì da Befana, brutta, ragazzi, brutta, proprio brutta. Venne con la scopa e c'era un mio cugino Manuel che era più grande di me, cioè ancora più grande di me, perché non so perché e lei andò sopra facendo finta che lo picchiava con la scopa perché lui aveva fatto il cattivo. Quindi immagina che io ho sempre avuto un'immagine della Befana. Una volta per trovare un po' di carbone nella calza mi mise a piangere per paura che poi magari durante la settimana fosse venuta per tipo vicino della mafia, capito? Lei ti manda il carbone e poi te viene a battere. Sì. Una cosa però bello, dai, oggi ci vuole. Sì. Cioè io Invece Capodanno che fate? Io non ne ho la più pallida idea. Ancora Ok. Capodanno rimane un'incognita fino al 30 la sera. sono 3 anni che lavoro a Capodanno, che è il giorno in cui si guadagna di più. È vero, a forza di fare banchetti. No, Cameriere? no, facevo il vocalist, ho fatto 2 anni di fila il vocalist e guadagnato. Bene, meglio. Allora, Enrico Rispo Capodanno lasciamo perdere. sarà sicuramente Capodanno, l'anno scorso è successo un bel po' di macello tra me e Fabio a Capodanno. Sì, vabbè, colpa sua. Perché? Perché praticamente mi stavo frequentando con una ragazza, dovevamo andare a fare Capodanno già tutto organizzato, solo Forse è che, la prima volta nella mia vita solo che che il farei giorno qualcosa. prima, parlando con lui, gli dissi che comunque non mi piaceva e non sapevamo se andarci o meno, però sapendo cosa alla fine sarebbe successo a Capodanno, onde evità non siamo più andati e facemmo una grossa paura figura. che si chiedeva a Capodanno per la paura che se lo facevi a Capodanno con lei. Io avevo paura che arrivassi a fare quello, però io non... Tu immagini ho lei che detto... tutti i giorni e ti dice guarda dobbiamo scopare perché abbiamo fatto a Capodanno. Cioè, No, ma io appunto per quello ho detto è meglio che non ci andiamo perché già so come potrebbe andare a finire, già so che non c'ho voglia di stare a dormire magari con lei tutta la notte sul letto. Quindi e alla fine abbiamo fatto io Capodanno da nonna perché c'avevo la febbre e lui a casa sua da solo. Il Madonna, Capodanno più etico. io ho fatto un Capodanno, Infatti. io con la febbre, una cosa tristissima, vedevo i fuochi d'artificio dalla finestra, mamma mia, una cosa tristissima. no, io ho lavorato invece, ho fatto tutti e 2 anni il vocalist e poi ero da solo a casa perché i miei andavano fuori a mangiare con il resto della famiglia e restavo solamente io a casa con Enzo Brienza, quello che faceva i video come Superman. Ci siamo divertiti, sì, indubbiamente, però la mancanza della famiglia la senti comunque, capito, a Capodanno. No, a Capodanno no. Io almeno no. No, La nostra Dispoli ci dice, io più piccola di mio fratello, tipo a 6 anni, gli dicevo guarda che Babbo Natale non esiste, mamma e babbo li mettono loro sotto il letto e io lo facevo vedere, una tristezza assurda, ma poverino tuo fratello, si sarà buttato giù. il fatto che però, cioè, io di solito il Capodanno non l'ho mai fatto in famiglia. Che comunque il Capodanno, tra virgolette, si va sempre con gli amici a sfasciarsi di solito, Che ride Diego. O no? No, perché Daniel che dice, io sudavo come un maiale perché avevo paura di aprire gli occhi e di vedere la Befana e come se non bastasse quando riuscivo ad addormentarmi la sognavo. Incredibile, La sai vedere su. che tristezza. Sì, E grazie. poi tornando al discorso del Natale, Sì. c'è una cosa che mi ha aiutato a rivivere un po' i cosi, c'è mia nipote, perché quando ci stanno i bambini piccoli di mezzo, un po' ti ritorna sta cosa del Natale, però stai dall'altra parte, cioè stai da quello che fa il regalo invece di riceverlo. Però senti il potere immenso che da un momento all'altro le potresti dire comunque Babbo Natale non esiste. Vabbè, dai, sono cose cattivissime. Oppure ancora peggio, dici tipo Babbo Natale è uno stronzo comunque, lui li ruba i regali, non è vero che li porta. Cioè tua mamma li porta e lui li ruba. Sì. Oppure gli dico che sto io Babbo Natale, così mi porta... Senti, no, entri vestito da Babbo Natale e lei felice di vederti, ti togli la barba e fai sceso io. Non esiste, non esiste. Allora, ok, abbiamo parlato del Natale, che bella cosa, abbiamo espresso un po' i nostri pareri. Adesso si entra un po' nel nostro ambito, cioè nell'ambito YouTube. E diventare YouTuber oggi sì o no?
e lo possiamo fare perché da quanto tempo vi fate video? Noi video in generale da un anno, da novembre dell'anno scorso. Però da quando abbiamo messo Però in realtà da quest'estate abbiamo iniziato a caricare su YouTube. Ok, Vale invece pochissimo, no? Saranno 3-4 mesi. No, pure di più, cioè come gli Oibuff. Ah, ok. Vabbè, però aspetta, però cioè, noi comunque sì Vabbè. abbiamo iniziato a novembre, però i video erano, Vabbè, cioè, certo, io da nel luglio. senso, Luglio e cioè, giugno. da luglio noi abbiamo iniziato a fare le cose serie sul canale, infatti, cioè, secondo me è anche poco. Però infatti, da come dice il titolo, ormai ci siamo dentro pure noi. Sì, Cioè, ormai siamo dentro. assolutamente. No, Che tu hai scritto il titolo diventare youtuber o no, quindi tecnicamente no, Ma non la stai- cosa che volevo fare era no, perché perché voi avete cominciato a fare video, che cosa vi aspettavate, se ci siete rimasti male per qualcosa, se avete aspettative diverse e se magari oggi non sarebbe, magari in questo momento fate conto che voi non fate video da un anno e dovreste ok. cominciare adesso, lo fareste? Mm. Queste sono le domande che vi faccio. No, non ho Allora, capito l'ultima. Prof, non ho capito l'ultima. Allora, Puoi ripetere? sì, ripeto tutto. Perché avete cominciato a fare video? Quali erano le aspettative Ok. che avete e magari le avete perseguite oppure siete rimasti delusi? E ultima, se oggi vi poteste mettere nei vostri panni, però come se non aveste mai fatto video, comincereste oggi stesso a farli? Chi va? inizio io? Ok. E di certo non io, perché sennò come faccio? Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Allora, io parto dal presupposto che, lo dico sempre anche a lui, se avessimo iniziato molto, molto, molto tempo prima, forse, tra virgolette, ci saremmo salvati da quello che c'è adesso, che è quello che vedo io. Il discorso è che se dovessi iniziare adesso non inizierei per niente perché comunque sia la scalata è difficile. Ogni giorno nascono sempre più, se si possono definire youtuber, coloro che fanno video con il telefonino. Diego? No, Diego, no, sono sempre più pieni perché forse il discorso è che molta gente prende YouTube o addirittura Facebook come metodo per diventare famoso, non fa video per passione perché gli piace fare video, ma sa che facendo un video stupido può diventare virale e può diventare famoso, perché molta gente non fa video per passione, ma video per diventare famoso, a mio avviso. Vero. Sbaglio o no? Perché io No, da no. quello che posso vedere vedo questo. Il discorso è che anche a lui dissi o iniziamo a fare video di qualità con contenuti oppure smettiamo pure noi perché fare quello che fanno adesso non mi sembra, cioè da 22enne io non mi sentirei una persona stupida a fare video di adesso. Certo. Però noi cioè, abbiamo passione nel farli, nel fare video, tra virgolette, permettendo con le attrezzature e tutto di qualità, però i risultati, come già abbiamo detto, non arrivano perché la massa di persone che sono youtuber medi, utenti medi, seguono le merdate, perché io le definisco merdate, i video che vanno, ma penso pure Diego lo sa, c'è gente con 500.000 iscritti che fa video, se carichi su Facebook con il telefonino che balla, cioè a me mi gira le palle Certo. per fare un video una settimana con magari contenuti, ambient, vestiti e tutto mazzo, battute, copione, ma chi, cioè, chi ce lo fa? Io sono pienamente d'accordo con te. Eh, Però cioè, è quello il discorso. Io spero che un giorno i contenuti magari vengano visti da utenti più grandi. Ah, forse questo si salva in mezzo a tutto. Cioè, io spero che le Facebook Stars a un certo punto Vengono distrutte da un'onda. no, vengano distrutte, però diciamo che su YouTube i contenuti rimangono, su Facebook magari poi passa adesso, poi il giorno dopo, cioè magari sei morto perché ce n'è già un altro che ti Però la ha. cosa bella di questa cosa che avete detto, cioè analizzando questa cosa, vuol dire che se voi fate ancora oggi video, nonostante ci sia tutto questo, voi come io, come Vale, come tanti creators che sparano, non dico tutti i giorni, ma molto spesso video e quindi lavorano e perdono tempo dietro un video, vuol dire che c'è veramente della passione.
E questa è una Esatto, cosa bellissima. esatto. Ricominceresti E- da capo? Aspetta, non ho sentito, chi è? Ho detto ricominceresti da capo oggi? Io, cioè, sì, sicuramente sì, però, cioè, già saprei che quello che vado a fare, il lavoro che vado a fare, non arriverebbe comunque. Cioè, è quello il problema, perché è normale che noi creiamo video, però io, cioè, creo video per passione, ma voglio che i video che creo io li vedano anche le altre persone, Cioè, magari essere giudicati. Cioè, io preferisco che mi giudicano male un video piuttosto che non lo vedono per niente. assolutamente, io sono d'accordissimo. Mhm. Però dopo, se vedo che vengono visualizzati e vengono ammirati video senza un lavoro, senza un copione, senza un'idea, e poi dicono che dobbiamo avere contenuti originali, non c'ha manco senso. Perché magari una persona con un botto di iscritti vede un video mio, che ce n'ho magari pochi, lo riprende e lo rifà uguale, quello farà un membro 1 milione e io farò sempre lo stesso tot di risultati. Quindi noi piccoli siamo pure in mezzo a un mare di merda, se lo posso dire, perché Viva la positività. se creiamo contenuti originali, quelli sopra te li possono ricopiare e te li fanno papale papale. Io sono d'accordo, cioè, nel senso, io... però, a differenza tua, nonostante la tantissima passione che io ci metto pure per un video fatto così, in un quarto d'ora, comunque ci metto passione, perché mi vado a curare Esatto. perché voglio che il risultato faccia vedere prima a me. Cioè, calcola che oggi ho visto un video mio di 7-8 mesi fa, mi sono messo a ridere da solo, ma non perché mi sono simpatico, perché sono talmente coglione che dimentico e mi faccio ridere perché è come se stessi vedendo un video nuovo. Però io non so se io farei tutto da capo, perché quando ho cominciato questo cammino sul web, l'ho fatto... Era molto diverso da adesso. era totalmente Cioè, diverso, era totalmente vedi? diverso perché non c'era la corsa alla fama, c'era semplicemente Esatto. chiunque faceva video in quel periodo lo faceva veramente solo per passione, perché la monetizzazione non ti portava avanti, perché Parliamo degli anni di, se no non... 2010? ma pure 2011? parliamo fino al 2013 forse. Ok. No, Cioè, ok. nel senso, tu hai iniziato... Io ho iniziato il 2013, maggio Ok. 2013. Quindi la monetizzazione non ti portava a fare tanti soldi come fanno degli YouTubers oggi, perché l'utenza proprio delle persone che guardavano, cioè le persone che si mettevano a guardare video su YouTube, erano la metà della metà della metà di oggi. Quindi pure un Favij non ti faceva il 1 milione a video, ti faceva massimo i 300.000, i 400.000, era quello il pubblico. Solo che non so se io oggi rifarei tutto, perché Vabbè, diciamo che è pure tanto tempo che è passato, quindi secondo me è anche quello, cioè... non lo so, perché io ricordo con tenerezza verso me stesso le notti passate a cercare di imparare a montare video. E quello forse lo rifarei, perché quelli sono stati i momenti più belli dove non ho dormito, ma che ho visto i risultati che oggi porto con me, perché oggi so magari lavorare ad un video, so fare delle cose che ho imparato in quelle notti. Però partire oggi ed aprire un canale YouTube solo per passione è un'arma a doppio taglio, perché sappiamo bene che sul web o sei forte e la gente dice che sei forte, o se non sei forte, automaticamente per loro sei una puzza e sei un quarto del pelo di. Però lui è più bravo perché fa i numeri. No, non è più bravo perché fa i numeri. È più bravo, cioè fa numeri perché magari c'è il bisetto carino, perché magari ha ingarrato un video e gli altri vanno bene. Quindi non so se oggi riuscirei ad accettare sta cosa. Purtroppo, cioè, non è una situazione facile, perché io, come l'ho detto anche a lui, più andiamo avanti, più la gente inizierà a fare video e si creeranno sempre più persone per la monetizzazione, per diventare famosi, per avere fama, perché obiettivamente l'anno prossimo ne saremo altri 100.000 in più di YouTuber, perché io vedo tante pagine piccole che mi appaiono sponsorizzate, ma è pieno. E più si va avanti e più è pieno, gente anche con 100 iscritti alla pagina sponsorizza.
Quindi il fatto è che è proprio questo, la gente trova in questo metodo, anche fare video stupidi che lancia l'accendino per terra, di creare il mito della fama così, che oggi è così, Sì, forse però diciamo che dall'altro lato, perché dobbiamo mettere sulla bilancia, dall'altro lato c'è la cosa che è vero che aumentano gli YouTubers, però allo stesso momento aumentano gli spettatori. Ma quello assolutamente, ma perché a un certo punto vedi che magari non è per te, vedi che devi fare troppo lavoro per stare su YouTube e vedi che non è che fai così, fai un video così e sei subito big, non è così. Ah, no. Cioè, c'è chi è fratello di o sorella di che basta una Whisper Challenge, insomma, per fare 70 Io oggi ho rivisto un video e cioè, sinceramente ragazzi mi stavo per sentire male, mi stavo sentendo davvero male. Cioè, io non è possibile che una persona così faccia 30.000 like su un video che balli, che può fare pure mio fratello, senza contenuti, senza idea, senza niente. Non è possibile. E Però- questo purtroppo il problema non è lui, è gli utenti. Sono gli utenti che ci sono dietro. Non lo so, Fra, lo sai che su questo punto di vista è un discorso molto 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 lungo e profondo e complesso, perché poi tra l'altro non puoi nemmeno imporre alla gente di voler vedere cose lavorate e cose complesse, nel senso che magari l'utente medio ti può rispondere sì, ma nei coglioni, cioè io voglio vedere cose non lavorate, voglio vedere video col cellulare, non voglio vedere le cose belle che fai tu. No, ok, però magari tu fai video commenti, ci sta. Che tu mi prendi la suoneria e inizi a ballare, ma è una cosa che possiamo fare tutti. Possiamo fare tutti. Cioè, quello è il fatto. E questi sono contenuti originali? Secondo me non sono contenuti originali. Aspetta, chi era che ha condiviso? Uno di voi due ha condiviso oggi un video. Bellissimo, Cioè, quello è un quello video. dei Nirchiop. No, Fantastico. no, quello l'ho condiviso pure io. Quello di Sebastian, no, di Gazzarrini, forse. Federico Casarella, sì, era l'altro È ragazzo. il nostro Sì. regista. Ah, ecco, Ragazzi, sì, uno di voi, comunque sì. è una merdata. È una merdata. Perché? È un video senza Perché- senso. Esatto, infatti quando l'ho visto ho detto, ma perché? Cioè, non capivo proprio il Tette, senso in culi e generale. roba del genere. Ma parliamo di quello, no? Allora, La mia fidanzata, là. Sì, quello con, oddio, come si chiama quell'altro? sì, Erfaina. Erfaina, A me quel video non ha fatto proprio quella faccia non mi fa ridere. Ma di chi? Ma sono Di video, cioè, che non hanno Gazzarrini o- senso, sono scontati. Cioè, tu stai a casa di un tuo amico, la fidanzata del tuo amico sta col baby doll. O il tuo amico... Poi quello sta sul letto e poi sta sul cesso. No, ma poi cioè, fai una ripresa a rallentatore di lei che corre con le sizze che erano rifatte, erano piuttosto il pisello di Siffredi, ma scherziamo. Cioè, vedi, a me io... Intanto sta arrivando Benny, sali Benny. Benny. Non so se l'avete visto in qualche video con me, lui è Benny. Ciao Benny! Ciao i Buff, come state? Ciao. Ciao Benny! Tutto a posto? Tutto bene voi? Tutto a posto. Grandi, grandi. Allora, Oh, raga, voleva entrare Super Dan qui. ti ho mandato, mettiti qua, Benny. Ti ho mandato il link. Ok. Dan, ti ho mandato il link, devi solamente cliccare ed accedere. Allora, io in realtà, così facciamo pure quest'altra parte e poi passiamo la palla. Innanzitutto, io ho iniziato sia per passione a livello di creazione video, che è una cosa che mi è sempre piaciuta. La cosa che mi è sempre mancata, dato che io sono stato utente di YouTube da sempre, è stata quella di iniziare a caricare video. Eccolo È Dan. entrato Ciao Dan. Super! Ciao. Ciao Super! Oh ragazzi, è la mia prima volta in live, sono emozionato. Fantastico. Come stai Dan? Video, che è una cosa che Tutto mi è sempre bene, piaciuta. grazie del link. Ma figurati. Io sono... di che? Fabio, dicevi? Super! Allora, dicevo che... No, dicevo grazie del link, che è la mia prima volta in live. È un piacere Dan. Sono emozionato. Cioè, Ma un po' ritardato, mi sa. Sì. è un casino.
No, c'è qualcuno che fa ritorno, non so chi Io. abbia. No, io ho le cuffiette. È un genio. Mi sa, prova a mettere le cuffie. Allora, dicevo Che è la mia prima volta in live. Devi disattivare. Che cazzo stai combinando? Devi disattivare l'audio nella diretta che stavi guardando come spettatore. No, Dan, non questa è la diretta, l'hai disattivata qua. È un genio. prova a mettere le cuffie. Dan, cosa cazzo stai combinando? Mi sembra Ritorno al futuro. Che cazzo devo fare? Bene, allora devi chiudere la finestra che hai in cui stai riproducendo questa live. Un cazzo. Cosa cazzo stai combinando? Ma quanta gente sta parlando? In quanti posti sono? È andato via? Sì, è andato via, è uscito. Allora, Dan, ascolta, prima di rientrare e fare ancora un eco della Madonna, chiudi questa live da dove ci stai guardando adesso, chiudi questa finestra lì, chiudila. E apri il Poi- link. E poi entri col link. Fabio, dici perché tanto hanno interrotto sempre. Speriamo di farcela, oddio. Quindi dicevo che mi è sempre mancata dato che io sono sempre stata una persona molto timida e riservata, mi è sempre mancato lo sprint in più, che è arrivato poi insieme a Riccardo quando siamo impazziti quella sera e abbiamo iniziato a caricare video. Quindi, aspettate che sta tornando. Super! C'è la faccia ma non si vede. No, E non quindi c'è neanche- diciamo ecco come bordello. Mi Ma sentite? dite si è bloccato? No, no. Ah, ok, no, Rispondi. ok. No, È Super! tornato super. Prego, Perché Diego sta guardate Super con gli occhiali. Ah, ecco. Super, devi Immaginate, attivare l'audio perché sennò non ti sentiamo. si è chiuso. Eh, Sì. Oh, scusate per prima, ma sono inesperto, sprovveduto. quindi- È vergine di live. È la mia prima volta in live, cioè, quindi mi sono sverginato così. Pensa, Subito. Grazie, raga. L'abbiamo rotto. invece con gli occhiali è Sì, recuperato. voglio creare questa atmosfera, capito? Perché... Natalizia, molto No, natalizia. una cosa sobria. Esatto, esatto. Come state? Bene. beh, Super. beh, È un piacere per noi averti qua a discutere, insomma. Si parla di YouTube, che bello, che bello. Comunque complimenti a Diego, ho visto un tuo video, mi sa. Grazie. Faceva cagare, cioè no, nel senso, no, scherzo. No, era un video bellissimo dove in pratica tu parli con una tipa e poi dici sto cazzo, una roba del genere. È possibile? Ma sei sicuro che era il mio canale? Sì. Non l'ho visto nel tuo canale, l'ho visto su Facebook e girava. Ah, ok, sì, se è da Facebook, sì, allora. Cioè, in pratica mi ha fatto morire da ridere perché me l'ha mandato mia mamma e mi sa che eri tu. Cioè, se non sono cieco, cioè, penso di cioè, nel senso... Sì. Cioè, mi somiglio. Sì, è un video dove in pratica tu sei velocissimo, botta risposta. Non mi ricordo bene, comunque la tipa dice... Ma tu mi ami anche se fossi brutta? Sì, è di Diego, sì. Scusate, ma io sono, cioè, la mia prima live sono emozionato, quindi mi sono cagato. Super, ma allora io voglio darti pure l'opportunità perché questa è una cosa bellissima. Presentati al pubblico e insomma pubblicizza il tuo canale, dici cosa fai, in modo che si iscriva. Con energia? Sì. Ciao a tutti. No, ma non si fa, dai. No, ci fa. Sono semplicemente un pirlone. Ah, guarda che super, cioè, voglio dire... Non è che davanti c'hai. No, nel senso che comunque... Vabbè, ciao a tutti. Perché è il tuo canale, Diego? Sì. Ah, vedi che sono un completo idiota? Cioè, da lì si capisce. No, ciao a tutti, ragazzi! E la gente qui davanti a voi è Super Dan. Così è, così. No, sono un ragazzo ciccione che fa video. Basta.
Non dico belli, perché non è così, è soggettiva la cosa, quindi provo a far sorridere, a divertire la gente, e io in realtà sono un depresso di merda, quindi Siamo in quando due. faccio i video mi diverto, capito? No, non è vero. Sì, in pratica, è un cliché solito. Cosa? È un cliché ormai questa sta cosa. Sì, che il comico è depresso. No, ma non è vero, no. Lo dico perché fa figo. Cioè, È come dire la puttana ce l'ha stretta, cioè... appunto. Sì, come dire, sì, infatti. No, vabbè, comunque niente, faccio video, cioè, provo a far sorridere la gente. Non so se hai visto qualche mio video, ma cioè, io ci provo con tutto me stesso. Poi... Da quanto sei sul web? Guarda, se te lo dicessi, insomma, ci rimarresti un po' male, perché comunque io sono nel bene e nel male dal 2009. Cioè, c'ho una storia io che voi non avete neanche idea, ragazzi. Cioè, Super Dan nel lontano 2009 faceva video, caricava video, capito, ragazzi? E pesavo anche 20 kg in meno. Sarebbe bello ritornare ai tempi d'oro, capito? Super, quindi i file erano meno pesanti. Come, scusa? I file erano meno pesanti. Ah, sicuramente, sì, sicuramente meno pesanti di me. Sì, sì. Tu che... No, comunque... Se sei dal 2009, forse sei quello che più può spiegarci il cambiamento di YouTube. Esatto. No, adesso sono serio, faccio una specie di riassunto, anche se non ho anche per farvi capire da quanto sto su YouTube. Comunque io nel 2009 creavo video, più che altro effetti speciali. Li potete anche trovare se cercate Super Dan contro Trank con la 3, col numero 3 NK. Sono l'unico che non sta capendo un cazzo o c'è qualcuno di... No, probabilmente non mi so spiegare. Beh, comunque se digitate su YouTube Super Dan versus Trank, troverete questi video, fra virgolette, demenziali, con effetti speciali fatti con After Effects, no? Avresti vinto il Webstar Channel. Esatto. Magari sì, è vero, perché hanno un ragazzo, sì, è vero. No, vabbè, ma quel ragazzino lì 98 fa degli effetti, cioè degli effetti della Madonna. Io ho davvero visto qualche suo video, ho visto il mantello dell'invisibilità, bellissimo, cioè non si può dire niente. Aspetta, Super. Ieri è stato caricato, ieri o l'altro ieri, il video della finale che lui ha vinto. Io l'ho rivisto e sì, comunque ce l'ha. È bravo. Ce l'ha. Si chiama, allora, praticamente il nome è difficile da trovare perché si chiama Vio, il canale, però se andate sul canale di Maurizio Merluzzo, sulla playlist, video piaciuti, vi appare come secondo il video suo perché Merluzzo gli ha messo il like, io l'ho visto. Cioè, come andare a Roma passando per Milano. Lo so, il canale è difficile da trovare perché si chiama Vio, tutto strano, Vio. Però sì, vabbè, allora, praticamente andate sul canale di Maurizio Merluzzo, fate uno starnuto. Se lui ingrassa diventa porco bio. Cioè, una cosa... È entrato nei feed di Maurizio Merluzzo, ragazzi, è entrato nei feed di Maurizio Merluzzo. Ma vabbè, io penso che una volta che entri lì ti diano tutti una mano, questo è poco ma sicuro. Io voglio sul serio, stiamo un attimo zitti perché voglio sentire sul serio quello che ha da dire Dan riguardo la community e riguardo gli utenti che seguono il tubo. No, Dan, lo devi fare. No, va bene. Vabbè, io appunto dicevo, io sono vecchissimo, cioè nel senso io caricavo video nel 2009, un po' sperimentali, infatti ero davvero, cioè io se avessi, ecco, un gran rammarico che se avessi caricato video costantemente, magari a quest'ora sarei ai livelli dei Pantellas e io non vedevo questa potenzialità in YouTube, no? Cioè io caricavo così per divertimento, ma niente, poi dopo è successo che mi sa che nel 2009 appunto eravamo in pochissimi, cioè nel senso davvero pochi, e mi ricordo che guardavo i Pantellas, guardavo Willwash, io te l'ho detto, caricavo questi video demenziali, però il mio problema è che cioè io sono sempre stato uno pigro e quindi non leggevo il regolamento e le regole di YouTube, quindi io caricavo anche video con canzoni protette da copyright
cioè deficiente, quindi proprio lo stato puro, e quindi ogni volta mi bloccavano i video. E io, non contento, continuavo, dicevo, ma perché stronzi mi bloccate il video? E continuavo a caricare. Alla fine, carica una volta, carica due, mi hanno canciato il canale. Cos'è? Nel 2010 avevo tipo 2000 iscritti, ed nel 2010 era anche tanta roba. Cioè, posso mandarti la targhetta con il bottone d'oro, ti hanno mandato una targhetta scritto "c'è rotto i coglioni". Sì. Esatto, io purtroppo non ci facevo caso, poi ero giovane, perché comunque adesso ho 23 anni, all'epoca quanti ne avevo? 16, 2009 ne avevo 16, quindi sì, 16. La matematica non è una comunione, vabbè, comunque. Sì, 16-17. Esatto, sì, 16-17, quindi io andavo ancora a scuola e caricavo video così per divertimento. Poi alla fine la community mi ricordo che era molto più bella all'epoca. A parte che non c'era nessuno, ce n'erano veramente pochi, cioè, nel senso, quei pochi venivano seguiti. Poi all'epoca io mi ricordo che mettevo un video, facevo 10.000 visualizzazioni, ma subito, cioè proprio così. Adesso fare 10.000 visite insomma è un po' più complicato, deve essere già... Ma che scherzi. Cioè, dico su YouTube, perché su Facebook basta che paghi. Ma si collaborava prima. Esatto, si pagare. Comunque, non so, cosa? Prima, quando c'era un neonato, insomma, nel tubo, chi era già presente da un po' e aveva numeri rispetto ad altri, lasciava il commento, lasciava il like, si interagiva, oppure... Io ho due esempi. Probabilmente Clio Makeup mi aveva commentato un video, Clio Makeup. Era un video sui superpoteri, che io parlavo dei superpoteri, lei l'aveva visto, mi aveva commentato, mi sa che però il like mi sa che non me l'aveva messo. Non era sui trucchi, quindi. No, cioè... no, mi sa che io o le avevo detto, le avevo mandato un messaggio, guarda questo video, lei però... Poi anche Johnny Crick, che adesso è famosissimo, ma aveva commentato 2 video, per non parlare poi mi sa i Panteras, ma sì. Ma guarda che io alla fine sono proprio uno dei primi, nel senso, l'unica cosa è che sto avendo, fra virgolette, sto avendo un successino piccolo adesso, perché sto facendo, diciamo che sono un po' più adulto, quindi carico più costantemente. Cioè, all'epoca non avevo proprio idea del virale, cioè io facevo cose che mi piacevano, quindi facevo anche video dove magari io facevo la super velocità, cioè con After Effects, per dire, sempre in maniera comica. Adesso invece tutti che creano, che hanno un progetto, che dicono cazzo io voglio fare questo, voglio fare visualizzazioni, e infatti sono sincero, è quello che adesso faccio anch'io, cioè nel senso, una volta si faceva molto così, adesso sì, invece... Oggi ci hanno abituato a seguire delle tendenze che ti portano magari a rientrare in numeri proprio perché sono tendenze. Sì, alla fine adesso per avete dato un'occhiata all'applicazione di YouTube sul cellulare. Prima erano 3 sezioni in cui c'era il tuo canale, le tue iscrizioni e le impostazioni. Oggi hanno messo il tuo canale, tendenze, che sarebbero video che vanno in tendenza. Sì. Tra l'altro sono sempre Favij, quindi alla fine diciamo, cioè, alla fine ma adesso emergere è quasi impossibile, cioè a meno che non, cioè c'è persino il mio gatto che ha un canale YouTube, per dire, no? Ed è forse più forte di me, fa più visite di me, quindi cioè, per farvi capire che ormai si vede sullo sfondo. Sì, ormai Clapis, se voi guardate lo Clio Miao Cup. Sì, esatto. Però sei un comico migliore di me, secondo me, Diego. Ma assolutamente no. No, comunque sì, nel senso, adesso emergere è quasi impossibile, perché è come un ago in un pagliaio, cioè trovare anche... Infatti o c'hai delle spinte, poi comunque uno su YouTube, secondo me, se vuole farsi vedere deve stare su Facebook adesso. Cioè quello che dico, che ho parlato anche con gli oibaf.com, io li ho conosciuti, cazzo, gli ho pure offerto il caffè. Mi dovete €1, bastardi. No, scherzo. Ah no, cazzo, €2. No, sto scherzando. E quindi alla fine cos'è che vi ho detto, raga? Che se volete emergere dovete fare i video su Facebook.
poi dopo spostarvi magari su YouTube. Però invece, cioè, voi comunque fate quello che ho detto anche a Riccardo l'altra volta. Cioè, tu comunque sei un bel ragazzo, secondo me. Cioè, io non sono gay, però cioè, c'ho gli occhi. Secondo me per emergere dovresti fare magari delle challenge un po' seminudo e purtroppo è brutto da dire, ma bisogna fare così, perché se Al non fai momento così... in cui non vi seguirò più, il baffo, sappiate. No, vabbè, ma io sto parlando di emergere, cioè, poi è ovvio che la dignità è un'altra No. cosa. Come ha fatto Clapis alla fine, cioè Clapis lui si è messo a fare le canzoncine, che io poi l'ho anche conosciuto, ci ho fatto 2 video, non so se avete visto, e niente, Clapis alla fine obiettivamente è un genio, perché cioè, si è messo a creare comunque dei video super virali e alla fine ha fatto anche Game Therapy. Adesso non sto dicendo che Clapis sia un bravo a recitare, che sia un bravo comico, sto solo dicendo che comunque lui ci è arrivato. Cioè, quindi, se voi guardate il video che ha fatto con Too Much TV, che è l'officina del web, ecco, se uno vuole emergere nel 2016 deve seguire quei punti che dice lui nel video. Cioè, Ma quindi, posso chiederti una cosa, perché a quanto pare sei più informato di me. Too Much TV che cos'è? un'agenzia, È tipo Webstar Channel, vero? Super? No, esatto, è tipo Luca Casadei, certo, è Esatto. molto più piccola, cioè, perché ci sono i Pantellas, praticamente ora sono collegati con i Pantellas, Mette Bise, Dexter, questi. Mi sa che c'è... una volta fecero un articolo sul mio video. Io pensavo, sì. io pensavo fosse un blog di ragazzini, insomma. Sì, cioè, nel senso, io non voglio dire cazzate che poi magari mi denunciano. Cioè, No, io, però da quello che no, non lo io- so, perché poi magari sta live, cioè, cazzo, tu c'hai anche mi sa un bel po' di iscritti, quindi poi magari mi arriva la denuncia, non faccio più video. No, io dico quello che il so. canale di Diego è controllato dalla finanza, quindi Ah, ok. Tranquillo. No, però comunque, cioè, da quel che so, penso sia un'agenzia è la stessa cosa della Luca Casadei, ma più piccola. Poi lì c'hanno anche una pagina Facebook, Tumas TV, che a volte caricano condividono dei video, magari hanno anche fatto la cosa su di te, Diego, non lo so. Comunque, diciamo che è molto più piccolo di Luca Casadei, ecco. Alla fine ci sono altre, come Showreel, che è un'altra, Sì, no? ok. C'è Showreel, c'è Luca Casadei, e poi c'è la Tumas TV, poi magari ce ne sono anche altre che non conosco, poi magari una cazzata la Tumas TV non è un'agenzia, non lo so, cioè un'agenzia in nero. Non lo so. No, ti arriverà Però comunque questo una mail dove ti diranno non volevamo farlo sapere. come? Infatti mi arriverà, non volevamo farlo sapere, ti mandiamo i cecchino a casa, grazie. Comunque, io voglio dire una cosa super, no? No, No. dimmi. Allora, visto che stiamo parlando di contenuti su YouTube, Scusate un attimo. Sì? No. Ok. Dimmi. allora, visto che stavamo parlando di contenuti su YouTube, no? Sì. Io volevo sapere quanto, siccome visto che tu comunque collabori con i Pantellas, no? Non è vero. Cioè, è un mio socio, ragazzi. No, Volevo sapere comunque, visto che tu ci collabori, quanto lavoro c'è dietro e quanto studio c'è dietro un video dei Pantellas. Perché io, da quello che io vedo, ce n'è tanto. Io penso che voi comunque ci state comunque tanto tempo rispetto a molti altri. Ti rispondo, sì, io ho partecipato a molti video dei Pantellas perché, vabbè, intanto premetto che, perché alcuni, ecco, magari stanno guardando questa live e molti mi fanno delle domande in privato, mi dicono, ma come hai conosciuto i Pantellas? Perché tutti se lo chiedono. Alla fine io semplicemente facevo video. Jacopo, che lui è dal 2009 che mi seguiva, però non mi ha mai scritto un cazzo, cioè bastardissimo. Jacopo, se stai guardando questa live sei un pezzo di merda, cioè, dovevi avvisarmi nel 2009, no, e niente, mi ha scritto Jacopo, mi ha detto cos'è nel 2014 se volevo fare un video, ma non perché cioè, nel senso, magari gli sono anche piaciuto come comico, però perché il primo video a cui ho partecipato è cesso e realistico, quindi
praticamente la parodia di Fedez dove si parla dell'obesità e ovviamente chiamano me, cioè, perché di ciccioni non è che ce ne stanno tanti, quindi, su YouTube. E quindi ho partecipato a quel video lì e niente, poi adesso ti rispondo, da lì poi niente, è nata questa amicizia, collaborazione, alla fine con loro mi trovo veramente bene, devo dire che sono persone umili, proprio disponibili, umili, non assolutamente, cioè secondo me non sono dei tipi montati, assolutamente. E loro comunque hanno un sacco di seguito, perché alla fine hanno 1 milione e passa di iscritti sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Niente, un video dopo l'altro, poi, anche se io non sono conosciutissimo, gli sono piaciuto perché sotto nei commenti dei loro video a cui partecipavo sempre la gente è un grande Coli, quindi alla fine niente, è nata questa amicizia e ti rispondo, il lavoro c'è un botto dietro, cioè nel senso che cioè, loro, per farvi un esempio, peccato che non c'è qua Anthony o Anjan, che sono i miei collaboratori comici, diciamo che il lavoro c'è, anzi, cioè, vi faccio un esempio, vabbè, c'è il microfonista, c'è la direttrice di produzione, Minchia. è come una squadra. Ragazzi, questa è roba seria. Questa, infatti, io sono contento perché io, da persona che faccio YouTube, vedo che c'è del lavoro dietro e vedo che questa è gente che deve arrivare. Punto. È come una squadra, sì. Preferisco i Pantellas, che comunque si vede il lavoro che c'è dietro, rispetto a un Alberico che mi fa un video con il telefonino. Non può esistere, ragazzi. Non esiste. Assolutamente. Cioè, alla fine ti dico solo che. Dimmi. C'è pure da distinguere, c'è da precisare il fatto che comunque i Pantellas sono seguiti sia dai ragazzini che dagli adolescenti, dai ragazzi della nostra età, mentre invece l'Alberico, uno di 24 anni, non se lo va a guardare perché magari pensa che sia... Ma assolutamente. Però, cioè, tu... È come parlare di The Jackal. I The Jackal sono seguiti da tutte le fasce d'età. Vabbè, sono pure i The Jackal. Non c'è il mondo. Ma tu sei con qualche agenzia? Ma io non mi sa in culo nessuno, ragazzi. Cioè, secondo. No, vabbè, ma io alla fine ho capito che bisogna fare. Cioè, io ormai. Cioè, io sembro un coglione, però sono abbastanza intelligente da capire che si interessano a te quando tu sei davvero forte. Cioè, nel senso, fai davvero un sacco di. Cioè, io obiettivamente sto emergendo, cioè, nell'ultimo periodo, quindi un po' le collaborazioni con Pantellas, un po' faccio dei video virali su Facebook, che comunque qualcuno è andato bene, ha fatto più di 1.700.000 di visite, quindi... No? Come? Quello delle poppe, no? Sì, poi sì, esatto, poi ce n'è anche qualcun altro. Papà Ute. Dateli a vedere, comunque sono sulla pagina. Sì, Papà Ute. Dimmi. Papà Ute. Ah, sì. Sì, beh, non volevo dirlo perché alla fine... No, io l'ho visto. E niente, cioè, alla fine diciamo che secondo me cioè, si interessano, incominciano a interessare. Cioè, io alla fine, poco fa, sono andato a vedere, non mi è capitato il profilo di Alberico Yes. No, di Anthony Di Francesco. Cazzo, vabbè, quella è una cosa a parte, Anthony Francesco. No, ragazzi, ma non esiste. Ha fatto uno stato, cioè ha preso 20.000 like. Cioè, è anche vero che c'ha 500.000 seguaci che lo seguono sul profilo, però cazzo, fare 20, cioè, io se fossi un Luca Casadei, vedo gli oibaf.com, fanno dei contenuti di qualità e hanno 100 like, cioè scrivo uno stato, 100 like, guardo Anthony Di Francesco, ne fa 20.000 con 2 milioni di commenti di ragazzini arrapati, oddio ti amo, cioè se io devo fare soldi chiamo Anthony Di Francesco, cioè. La like per uno stato, magari scritta Divina Commedia, ma no, ma io so anche perché succede così, perché probabilmente Anthony Di Francesco intanto vabbè, sicuramente fa dei video molto semplici e secondo me avrà iniziato su Facebook più che su YouTube. Scandalosi, io oserei dire scandalosi,
Perché se vedi anche quelli su YouTube 24 ore nel Vabbè, cesso, raga, comunque cioè, di posso che dire stiamo una Raga, cosa? appunto, Rick, ti chiamo Rick Forrester, posso? Sì, No. sì. No, il punto è questo, che cioè, non sono scandalosi, sono contenuti semplici. Cioè, anch'io ho fatto dei video che non so se avete visto, quello dei giorni della settimana, andatelo a vedere. Io No. parlo praticamente dello stato d'animo nei giorni della settimana. Cioè, quello dura 30 secondi. Ha fatto 200.000 visite senza che io pagassi su Facebook, per dire. Quel contenutino lì dura 30 secondi, è veloce, dinamico, cioè veramente che tutti noi pensiamo, perché uno lunedì si mette a piangere, martedì si mette a piangere, arriva weekend che è libero e fa baldoria, no? Cioè, probabilmente questo Anthony Di Francesco fa dei video talmente banali, talmente stupidi, che vanno bene, anche se la recitazione viene da meno e Però ti viene da pensare che se questi contenuti stupidi ti portano ad avere 500.000 seguaci, per noi che vogliamo fare web, forse gli stupidi siamo noi che cerchiamo di fare sempre qualcosa di troppo complesso. Esatto, esatto. Cioè, Sarebbe il punto... sarebbe giusto, come diceva Dan, secondo me, partire su Facebook facendo delle cose molto veloci che ti portino un giorno ad avere un pubblico che andrà a guardare pure la cosa complessa. Esatto, esatto, è questo. Un esempio parallelo, Dan, nella musica è Gigi D'Alessio, cioè stiamo parlando di Gigi D'Alessio che fa canzoni non di qualità eccezionale, però che ha portato un pubblico nazionale a seguirlo. Ha cominciato facendo quello che voleva la gente, ovvero video dinamici, scontati, col cellulare, che non richiedano chissà quanto montaggio, dove basta magari fare la faccia tipo come fa Sebastian Gazzalini, e poi una volta che li hai conquistati, loro ti seguiranno a ruota, qualsiasi cosa farai. Esatto, cioè alla fine uno può fare una scoreggia dopo, che va bene, cioè davvero, ma è brutto da dire, ma è così. Ragazzi, ma non ci possiamo arrendere sta cosa perché se no è finita, oh. Cioè, infatti. mo parliamoci chiaramente, cioè non è perché tutti fanno scorregge che noi ci dobbiamo mettere a fare scorregge, perché sennò... No, no, diciamolo perché sennò sembra che no, stiamo vabbè, arrivando a aspetta, quel aspetta. punto. Io sto parlando, cioè, di emergere. Cioè, poi ovvio che uno, magari col tempo, fa talmente tanti video belli che magari arriva un Luca Casadei della situazione e dice, cavolo, sono talmente bravi che li prendo lo stesso, anche se non hanno il seguito che... Però in questo mondo, ragazzi, conta il seguito. Cioè, non conta la bravura, perché sennò... cioè, basta anche guardare, cioè Anthony Di Francesco, io non sto dicendo che sia, perché io devo dire la verità, avrò visto un video, due, cioè nel senso lui fa bene, cioè nel senso lui fa quei video lì piccolini, poi magari lui a differenza di altri c'ha molto contatto con la gente, cioè fa cose tipo challenge, cioè fa 200 challenge, poi magari è belloccio, io non lo so, cioè io non penso che sia un bel ragazzo, però magari magrolino, lo stereotipo del teenager figo, no? Fa questi contenutini piccolini e vanno. Io adesso vi dirò una cosa che mi è capitata in prima persona. Io conosco un ragazzo, proprio abita nella mia città, che si chiama Matteo Falaguasta. Non so se lo conoscete. È un ragazzo che ha aperto il suo canale YouTube un anno fa, per dire, no? E questo ragazzo cioè viene seguito da un sacco di ragazzine, ma un sacco, cioè perché obiettivamente è un bel ragazzo, cioè è proprio belloccio, no? Il classico stereotipo di teenager tipo One Direction, quindi Ok. biondino, come? Come Peppe Gentile in pratica. No, non t'ho sentito. Un po' come Peppe Gentile, c'è un ragazzo qua a Napoli. Sì. Non lo conosco Beppe Gentile. Vabbè, siamo Comunque, sempre lì comunque. è il classico ragazzino che piace alle ragazzine, perché se poi tu dici a mia mamma ti piace Matteo Falaguasta, lei ti dice sì, è un bel ragazzo, ma finisce lì. Mentre le ragazzine, c'è quel target quindi di età che impazziscono, come mia sorella a 13 anni di One Direction impazzisce, anche se lei è un po' più normale, fra virgolette, forse perché c'ha come fratello me, che io, cioè nel senso nell'ironia della sorte comunque è così, nel senso, però per farvi capire raga che questo vi stavo dicendo C'è cascata Valle Frezza nel frattempo, volevo avvisarvi.
Ah, è andata via, sì, la ragazza. Arriverà magari. Comunque, per farvi capire, questo ragazzo qua c'ha un sacco di seguito. Cioè, lui c'ha, tipo, in un anno è riuscito ad avere, senza aiuti dei Pantellas, senza niente di niente, in un anno ha fatto tipo 7.000 iscritti. Caricando video, andateli a vedere, cioè, No, davvero... io un paio ne ho visti e cioè, cioè, sinceramente io non lo cerco, sto... non io sto- cerco, io cerco di non vedere più niente perché altrimenti mi rimangio il fegato, perché io penso che cioè, purtroppo non sempre chi lavora viene premiato, quello è il problema. Tu dove? Sì, sì. Cioè, Sì, capito? io sono del parere che oggi, per esempio, quel video che hai visto tu, Den, quello mi ha portato via veramente pochissimo, ed è il video su Facebook oggi con più like e con più visualizzazioni. Però aspetta, sulla tua pagina quanti like ha fatto? In pagina avrà fatto forse 5-6 mila like, però nel profilo ti dico subito quanti ne ha fatti. Perché è quello più visualizzato. E tra l'altro una cosa inaspettata, perché per me era talmente semplice che quando l'ho fatto e l'ho montato ho detto sì, è carino, ma non mi aspetto più di 1000 like. Cioè, per me va bene, è una cosa che ho messo così per tenere insomma attivo il profilo, quindi Beh, ma ha funzionato poi, no? sì, il mio profilo ha fatto 11.000 like e 14.000 condivisioni. E Ma vedi, e vedi. Per Alla Natale. fine, Diego, prova a fare un consiglio, cioè non è che ovviamente io adesso non consigli così leggeri, nel senso, cioè, provate a fare, dico anche agli OIBAF, questa tipologia di video ripetuta per 2 anni, cioè voi arriverete a un pubblico su Facebook di, che ne so, centinaia di migliaia di like, e a quel punto procedete con di video complessi e fighi come quelli che ha caricato Eh, tipo... il problema è, infatti, che è quello che dicevo anche a te, cioè io non potrei mai caricare un video che, cioè quello che hai visto anche tu su Facebook, che innanzitutto perde di qualità. No, ma poi non, ragazzi, non funziona, cioè nel senso, quel video lì che hai fatto tu del tipo la parodia di Io sono leggenda, è molto carino, però è al di sopra dei contenuti di Facebook. È troppo Cioè, alla interessante. fine, raga, Mette Bise, ma perché sono diventati cioè, Mette Bise non sono neanche così tanto fighi, secondo me. Sono fighi? Cioè, Io deve rispondere Valeria, com'è che si chiama? l'ho Come sono visti, Mette Bise? l'ho visti dal vivo. Deve rispondere, no, Bassi, Valeria, bassi, donna. sono Vale, non bassissimi, ti ragazzi. sentiamo. Non ti sentiamo, Vale. Non c'è audio. Charlie Chaplin. Non c'è l'audio. No, comunque, guarda, noi siamo stati con loro, cioè loro sono super simpatici, sono bassi, Sì, vabbè, ma ma non voglio sapere la cosa da te. Te non sei gay, sei gay? no, però magari so riconoscere bei ragazzi. Dai, glielo puoi dire, dai. No, vabbè, a parte gli scherzi, scusami, Rick, dimmi. No, noi comunque con loro siamo stati un po' insieme, sono super simpatici, anche perché penso anche loro siano delle bravissime persone, nonostante i video che fanno a me non mi sono mai piaciuti, perché sono video proprio senza senso, che è solo urli e urli su urli, che poi è una copia dei Pantella spiccicata solo su Facebook, girata con il telefonino. E secondo me loro non sono stupidi, perché hanno fatto apposta questa cosa. Così vi sentite? Sì. Ah, sì, Valeria, per Natale. ti Sì. chiamo Valeria? Sì. Allora, Valeria, la domanda che ti ho fatto prima... Scusa, non ho sentito perché sono uscita e rientrata e ho avuto un po' di casini, dimmi. No, tranquilla. Visto che sei l'unica donna, perché vabbè, Riccardo è gay, però comunque tu sei l'unica donna, quindi... No, la domanda è questa, Mette e Bise sono dei bei ragazzi secondo te? Sincera. No, beh, ragazzi, no. Dimmi Cioè, no. sono con lo schifo, normali. Normali, No, ok. me lo do. La cosa che dicevo No, ma io io... c'ho quell'altro. No, non c'ho quello giallo io. Sono sicura che non sono famosi per la loro bellezza, ecco. Esatto. Ma perché sono diventati famosi? Perché fanno quei contenutini talmente banali che però funzionano. Cioè, sono talmente banali che funzionano. E non si vuole più sforzare a capire una battuta.
cioè la gente vuole sapere quale sarà la fine del video mentre sta guardando il video. Esatto. È una cosa troppo complessa per loro, come tra l'altro le regole del cabaret insegnano. Le battute devono essere sempre veloci ed incisive. Insomma, se vuoi fare una cosa complessa vuol dire che devi fare la costruzione di una battuta che non puoi fare magari in uno spettacolo di cabaret, ma lo puoi fare in un film, una cosa situazionale. Poi c'è chi vuole la cosa veloce. Non a caso i video più visualizzati ancora oggi sono quelli delle cadute e quelli dei gattini. La gente vuole dire oddio e ci vuole divertire vedendo uno che cade, perché non è una cosa complessa. Esatto. Ma io dirò anche un'altra cosa. Sono un po' paragonabili alle pubblicità, no? Che hanno tutto in 30 secondi, dicono tutto quello che... No, aspetta, però le pubblicità saranno pure cagate i 30 secondi, ma là c'è uno studio psicologico dietro che Sì, vabbè, certo. di quello che noi immaginiamo. Qua invece stiamo parlando di video e di battute e di personaggi. Questa è la cosa che forse mi fa un po' più di rabbia. Per esempio, Mette sono dei personaggi. Mette Bise non sono Mette Bise, non possono fare uno spettacolo da Mette Bise. Dovranno fare uno spettacolo vestiti da Matteo e la mamma. Sì. Il problema è che queste persone vogliono fare gli attori, ma io li vorrei vedere veramente in un video dei Pantellas. Questi non ci sanno mettere mano, secondo me. Non ci sanno mettere mano. Ma no, ma raga, posso dirvi una cosa? Posso? Certo. Ecco, una cosa che è un mio pensiero, una cosa che mi contraddistingue dagli altri, a parte non saper parlare, è questa, cioè nel senso io, anche se sono dal 2009, no? A parte che vabbè, gli ho detto che non ho caricato video in maniera costante, ok, però io non sono quello che, cioè non sono invidioso, perché comunque io non sto dicendo che voi lo siete. No, ma assolutamente, anche perché noi creiamo contenuti diversi. Cioè io sto solo dicendo che comunque adesso se ne sta parlando, si sta discutendo, ok, però bisogna sempre comunque capire che cioè, ciascuno di noi secondo me ha delle potenzialità, nel senso non bisogna guardare molto gli altri. Vi faccio un esempio pratico, cioè per esempio i Pantellas, no? Hanno milioni di seguaci, però loro mi danno la loro fetta di visibilità, cioè nel senso, e loro sono dei grandi, ma perché? Perché loro invece di oscurare comunque Super Dan dicono vabbè, gli facciamo fare qualcosina, non gli condividiamo neanche un video, non gli mettiamo il link, cioè loro invece ti aiutano, cioè quelli sì che sono dei bravi ragazzi, perché ti aiutano, cioè loro sanno di valere, e quindi cosa fanno? E quindi ti danno anche un po' di popolarità, no? Io sono d'accordissimo con te, io sono d'accordissimo, perché la stessa cosa è capitata a me con De Carli, che mi condivise una cover che feci io, mentre invece poi altri che oggi sono insomma web star nazionali hanno preferito insomma oscurare senza mai parlarne, senza mai dare una spiegazione, cose simili. Però come dici tu, effettivamente chi conosce il proprio potenziale, chi sa che si può contraddistinguere realmente, è quello che non si fa il problema dicendo questo è Super Dan. Non esatto. Che ti vuole oscurare, perché quello che ti vuole oscurare probabilmente ha la massima paura del fatto che tu possa essere superiore a lui e che la gente se ne possa accorgersi e che ti può fregare iscritti e fan. Esatto. Però alla fine, cioè, se ci fate caso, cioè adesso non perché devo parlare sempre dei Pantellas, però loro alla fine con tutti gli iscritti che hanno potrebbero anche dire ma vaffanculo Super Dan, sarà anche bravo magari a recitare, sarà bravo a fare le facce, sarà bravo a scorreggiare e fa ridere, però noi prendiamo un De Carli oppure prendiamo altri youtuber più famosi e li facciamo lavorare con noi, no? E loro invece chiamano anche me comunque, perché alla fine vedi, loro guardano la qualità. Io adesso non sto dicendo che sono il comico più bravo del mondo, però si vede che nei loro video, cioè comunque riescono comunque a fare emergere. Tu ci stai bene nei video loro, ci stai bene. Ma ti ripeto, loro... Ok, volevo chiedere un attimo di parere su una cosa. Secondo voi sull'oscurare gli iscritti, se siete d'accordo o no? Prima di tutto vi dico quello che penso io, che penso sia una cosa abbastanza positiva, perché vedo che molte persone si fermano al quanti iscritti hai e se ne hai tanti sei automaticamente bravo e fai ridere.
Quindi niente, volevo sapere un po' voi come la pensate. Che è come uno che ha tanti soldi. Bravo, grande, ma sei il migliore. No, ma io proporrei una cosa. Anziché togliere il numero di iscritti, che ormai il numero di iscritti è veramente una cosa irrilevante, nessuno lo capisce, perché non nascondere le visualizzazioni dei propri video e lasciare un contenuto là, mostrando che realmente lo fai solo perché vuoi che la gente guardi una tua opera? Bella idea. Bella. Perché cioè, ci sono canali che hanno 2000 iscritti e fanno video da milioni. È vero, vero. È vero? Guarda che è vero, però, cioè, ripeto, Io pure mi metto in mezzo alla mischia, ma se andate a vedere tutti i canali, la maggior parte dei canali, la prima stringa è sempre video popolari. Perché? sì. Perché si vogliono far vedere prima i numeri grandi che si fanno in un canale, no? Sì. Allora, È vero. per 2 o 3 mesi non eliminare proprio i numeri iscritti e soprattutto visualizzazioni. Sarebbe... Le agenzie non vanno a cercare il numero di iscritti, le agenzie vanno a cercare il numero di visualizzazioni, perché io ho 85.000 iscritti, vuol dire che dovrei fare minimo 50.000 visualizzazioni a video, ma oggi io per fare 50.000 visualizzazioni arranco, ma tanto. Io Allora, mai fatte. Sai quale sarebbe il problema? È che ci sarebbe una confusione totale da parte degli utenti. Cioè che gli utenti non saprebbero più cosa piace, cioè quello sarebbe il bello. andrebbero in crisi, cioè dice ma a me adesso cosa mi piace? Allora, come diceva Superdenna, è come il discorso dei soldi ai soldi, sembra, è come tra l'altro il discorso dei like sulle foto. Magari un cesso per via che ha 2000 like, cacchio per buona, capito? È una storia triste, però ormai tutti, Sì, è vero. noi creatori e gli utenti dipendiamo dal web, perché gli utenti che vanno a vedere i video hanno come metro di misura il numero di visualizzazioni che fa, ed è una cosa triste, perché vuol dire che non dai la possibilità, insomma, a te stesso di guardare ciò che realmente... Ma noi, alla fine, i like sono, secondo me, la benzina per la macchina, cioè, nel senso, noi siamo davvero dipendenti, cioè se... Dai, è vero. È brutto da dire, ma anch'io a volte È così. negli stati di Facebook, sul mio profilo, lo scrivo pure, cioè scrivo ragazzi mettete 1000 like, se no non esce il video. Lo faccio per scherzare, però Serve per l'algoritmo, serve per l'algoritmo. Sì, ma anche vabbè, l'algoritmo da quello che ho capito sulla pagina Facebook serve l'algoritmo, mentre il profilo invece non è la stessa cosa. No, non è, cioè questo me l'ha detto, non mi ricordo chi, ma era uno che ne sapeva parecchio. È la stessa cosa, perché nel profilo hanno messo LageRank, che in pratica è un algoritmo molto più complesso rispetto a quello di prima, perché prima Facebook l'algoritmo lo basava con i post in questo modo, ovvero post, nuovo post, ok? Like al vecchio post sale sopra. Like al nuovo post, esatto. Oggi non è più così. Oggi invece non è più così. No, sul profilo non penso, cioè tu anche sul profilo, per farvi un esempio veloce, voi caricate un video sulla vostra pagina Facebook e mettete in descrizione, mettete un tag di una persona, per esempio il vostro magari amico che ha partecipato al vostro video, perde quel video lì che voi caricherete, perde visibilità. Invece voi lo fate sul profilo personale, non succede niente. Cioè, quindi voi potete farlo, queste cose, adesso non mi ricordo chi, forse voi Pantella, fatto sta che comunque bisogna guardarci, come per esempio se voi caricate caricate sempre video che vanno bene a livello di visualizzazioni sulla pagina e poi caricate una foto che fa un cazzo di like, il prossimo video che caricherete sarà meno visto dalla gente, così. È tutto cioè, talmente tanta algebra che... È vero, è vero. Che pure nel profilo era così, perché io ho la prova mia di quest'estate, che mettevo un video, facevo quasi un video al giorno di videocommenti, e avevo il metro di misura che in 30 minuti facevo 500 like, fisso per ogni video. Oggi faccio 400 like in 40 minuti, perché l'algoritmo è più basso, perché non sto pubblicando tutti i giorni. La pagina Facebook, dici? Sì. Infatti, in questo caso l'algoritmo diciamo che viene sempre ottimizzato,
non so se fate caso che voi nella vostra home vedete quasi sempre le stesse persone. È vero. Perché l'algoritmo vede in base a quello che tu hai fatto, all'interazione che hai avuto con le persone. Quindi se metti mi piace, io per esempio c'è una ragazza che ha le tette grandi, quasi spesso metto... Come si chiama? Dopo te lo dico in privato. No, scusate. Quasi sempre metto il like e io ogni giorno che apro mi ritrovo le tette davanti. Vedi? Perché è così, È l'algoritmo. Ma infatti, ragazzi, ma infatti, cioè, io avevo un po' di tette ce li ho, ma stavo pensando di farmele poi apposta e... No? Cosa dite? No, meglio No, no. Infatti. Vabbè, ma taglierei la faccia, cioè nel senso metterei solo... No, ma taglia tutto, taglia proprio l'idea. Ha disattivato l'audio. Allora, raga, io devo uscire perché devo fare delle cose, quindi è arrivato il Ma momento dillo che devi scopare, devi essere sincero, devi No, non lo essere... diciamo a tutti, non lo diciamo a tutti. No, comunque è arrivato il momento dei saluti e chiaramente se volete siete miei ospiti pure la prossima settimana, giovedì, che magari ci rifacciamo live insieme perché stasera mi sono divertito e vi ricordo... Super Dan, dillo, perché sennò... Assolutamente. Vi ricordo i canali di Vale Frezza, di oibuff.com e di Comp e di Super Den. Passate a guardare i loro canali. Giovedì prossimo alle 21:30 siamo di nuovo qua in diretta. Vedremo se riusciremo a coinvolgere con noi Jack Nobile, che ci ha detto che veniva prossima settimana. E lei elabora. E vediamo se viene pure Leila. Vediamo se Jack ci fa entrare Leila in live. Così facciamo dichiarare la... Sei un coglione. Mi sei innamorato, super. Chi è Leila? Chi è? Cioè, 100.000 iscritti, io ce n'ho pochi. Ma gnocca? Lei elabora, lei ha 2000. Facciamola entrare! No, però cazzo, ha 14 anni, cioè te... Ah no, cazzo! Ritorniamo al discorso di Too Much TV, capito? Dice comunque riguardo Too Much TV sei pure un pedofilo. Ma adesso finisce la live, un sacco di denunce, robe. Mi cancellano la pagina Facebook, ma alla fine sono abituato, quindi tranquillo. Ma figurati. Wagyu, io vi saluto, vi lascio chiaramente i saluti a Vale, a Oibuff e a Super Den. Ciao da parte mia. Ciao, ciao, Vale, ciao, super. Buona ciulata, ciao Diego. Ciao, super. Ciao a tutti.